You ass! Come here, ass! Fuck! Dodicesimo canto. Oggi Pietro e Paolo. Oh, Luca e Paolo. Minchia, vero? Questo programma è offerto da Gli Allegri Scoppia in Mano. Gli Allegri Scoppia in Mano. La tua festa non funziona? Gli Allegri Scoppia in Mano. Volete dei rowdy? No. Volete dei bengala? No. Volete della Fanta? No. Cos'è che volete? Ma Gli Allegri Scoppia in Mano. Gli Allegri Scoppia in Mano e la tua festa farà il botto. Pa-pa-pam! MTV Trip, la prima trasmissione senza figa del mondo, bravi. Vabbè, siamo a posto. Ci mancavi. Complimenti ragazzi, complimenti da Raul, bravi. Mancavi anche te. Bel programmino, un po' di faccia di questo, un po' di faccia di quello, belì, sai che divertimento. Tanto tu giri, di là ci sono le veline, le tette, i culi, le cose. Ti guarderà. E secondo te vengono a vedere te. Guardati le veline. Sono scemi. Dai ragazzi, metteteci due culi in sto programma. Sarebbe anche divertente. Due cosce ce le mettiamo. Cominciamoci le cose. Due cosce di quelle belle però, Sì, sì. Sei pronta? Sì. Dove li trovi? Sta bravo, là. MTV Trip. No, finalmente capito. Due culi in questo. Adesso il ascolto ti ha fatto il picco, capito? It's a wonderful place. It's a wonderful place. I like it. I like it. I like it very much. Look at the building. Look at the building. Look at the building. Look at the building. Do you like it? I like it. I like it. I like it. Oh, look at the main. Look at the main. Look at the main. Look at the stop. Look at the stop. Look at the stop. Do you like it? I like it. I'm looking for Shabalakhin. You're unbelievable. Non per vantarmi, ma io di donne belle me ne intendo, Sono stato con 7 donne in 40 anni, con 2 ci ho anche fatto l'amore. Vabbè. Una delle 2, non per vantarmi, era la Muti. Beh, per Bacco. Ferma tutto. Vedi, vedi. Non me l'aveva detta però sta cosa. No. Devo dire la verità, lei si è Muti. innamorata, non per vantarmi, lei si è complimenti, però. innamorata. Io un giorno l'ho guardata negli occhi e gli ho detto, Sì. Francesca, Sì. se tu... Come Francesca? Ornella si chiama. No, Francesca Muti, la fruttivendola, quella di Via del Campo. Ma come la frutti? Ma non dormire. per ma dai. vantarmi, insomma, però... Ma anche lo spiritoso fa. Ho detto soltanto che non mi voglio votare, ma sono stato, ecco. Poi bella donna, Donna di classe, di esperienza. Era bella,
Sì. Si ricordava un po' vagamente? Chi? La Muti? Ma si Sì. ricordava... Ricordava la Muti. Ma lei sa chi è Ornella Muti? Sì, Ornella Muti, la famosa attrice del grande schermo, del cinematografo. Vabbè. Del cinematografo. Sì, E ci assomigliava? La ricordava, ecco, non è che ci assomigliasse. La Ogni ricordava? tanto gli dicevo, ti ricordi la Muti? Ah, ecco. E lei faceva, sì, me la ricordo. La ricordava, ecco. Lei se la ricordava, ma non Beh, ricordava... non era facile, una donna di 75 anni che si ricordasse tutto, non era facile, insomma. Quanti aveva? 75. siamo sempre... Donna di classe, donna con un passato difficile. Cioè? E aveva fatto la guerra. Ma vedrai che un giorno anche te ti toglierai le tue belle soddisfazioni, come tutti, come me. Quanti anni hai tu? Io ne ho 31. Alla tua età io ero già stato con 3 donne. Beh, io devo dire che... Ecco, non avevo Non ancora, posso vantarmi, non avevo ancora fatto l'amore, però... Ecco. L'ho Ecco, fatto c'è di presto. bello che io però, molte meno di lei, però più giovani. Ma puoi vantarti. non è Giovani mio, quanto? Non so, 20 anni, 21, 22. Cosa c'è, eh? Scusi, i pedofili Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The Lord will... Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Love boat, soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course Scusa, per accendere? Ah, non chiedere a me. Proprio, guarda. won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. It's love. 5 Terre, Rugnato Est, la galleria, il tunnel della droga e della mafia, Calli. del racket della costruzione del tunnel. Per la costruzione di questo tunnel sono stati spesi 150.000 miliardi, la spesa prevista era 188.000 e il resto è stato racket e mafia. La mafia Può anche essere, che, io devo dire la verità, ieri mi sono comprato la PlayStation. Sono stato lì, ho preso la PlayStation, mi hanno chiesto 220.000 lire di pizzo. Quale pizza? E io non l'ho voluto pagare e loro mi hanno inseguito fuori dal locale Costanzo, di corsa. è E il questo prezzo della PlayStation. non c'ho paura di voi, hai capito? Non c'ho paura, perché molti chiedono il pizzo dovunque. L'altro giorno sono stato al supermercato, ho comprato un po' di pasta, un po' di cose, sono uscito, è arrivata la signorina anche per bene, non è una Ma signorina. si deve pagare le Mi ha cose. dato un biglietto, aveva chiesto il pizzo di 87.000 lire. E io sono scappato di corsa e questa mi ha inseguito. Deve pagare le cose, non è che... Io combatto questa maleducazione tipica italiana del pizzo e della mafia. Ed è per questo, siamo già in pubblicità. Un momento bucolico, un momento d'amore, un momento di grande musica. È con noi oggi la nostra amica Marina.
tiazina. E siamo da Sena, e siamo da Fugge, e mie cugge non pigiamo e poi t'ho detto per un momento, e poi t'ho detto che te leva d'intipè, e siamo da Sena, e siamo da Fugge, e mie cugge non pigiamo finché al mondo che saiamo, tu mai vicino, non pigiamo per bello belin, per bello Scusi, c'è mica un bagno per caso? Non per caso, per legge. No, scusi, mi farebbe un cappuccio tiepido, Hag, con poca schiuma nella tazza calda? You had my love and I gave you all my trust. Would you comfort me? And if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me? And Posso confessarti una cosa? Cioè, sono grasso. Lo so che non si direbbe, però, cioè, sono magro, ma c'ho la buzza, capito? Sei un falso grasso. No, cioè, sono magro. Quando mi hai conosciuto tu, ero quasi 10 kg di meno. Ma se noi poi, sai, 3 giorni ci rimettiamo lì a correre, poi... No, sai cos'è la poi mia riprendiamo fortuna? su. Che io, come dire, nasco sportivo. Che cazzo dici? Io nasco sportivo, cioè sono una persona che ha fatto nuoto, No, ho non hai fatto capito. arti Ma marziali. che cazzo dice? Io nasco sportivo. Comunque sì, adesso dove? non voglio mettermi contro di te. Voglio soltanto dire che probabilmente io e te in un ambito sportivo insieme potremmo anche dare, capito? Ma ne facciamo un culo al mondo a venire Cioè, ma sportivo. qualsiasi sport. Qualsiasi. Se io gioco contro la nazionale italiana, io e te ci mettiamo di puzzolo, la battiamo. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never. A volte però vedi, uno crede che le cose siano facili e poi è lì che vai a perdere. Però insomma, l'importante è l'agonismo, insomma. Bisogna saper perdere anche. Scusi, una cortesia, mi porterebbe un bicchiere di champagne lì alla ragazza? Scusa, fate anche panini? set me free and let me out this misery. Just show me the way to get my life again. You can handle me. Said I'm out of luck. Can't you see, baby, that you gotta set me free? I'm out of luck.
figa a Genova non c'è. Remo, ma te che ne sai di Genova? Non lo Ma sai. perché Genova è una città senza figa? Ma non ne sai niente di La Genova, figa l'ho Remo. inventata io. Ma non hai inventato E niente. viva la figa che ho fatto io. Ma non l'hai inventato. Io tu. soltanto che ero troppo avanti, a me piacevano i cessi, Ma no, che cosa la dici? gente era indietro. A te ti piacciono le donne brutte? Perché sempre per la questione dei contrasti. Esatto, avevo per contare, donna brutta molto piacevole, donna molto bella fa schifo. Ma non è vero, guarda che sei l'unico a pensarla così, eh? Dici? Sì, sì. Abbia tanta pazienza, nell'insalata mista mi ci leva il mais. Mi perdoni, il caffè lo fate? No, facciamo delle permanenti. Ma dire, non c'è solo quello, no? Vodka non ne avete naturalmente. Naturalmente. Beh, sai, non per vantarmi, io abito in una delle città più belle, per cui Dove? è vero che in Italia città brutte non ce n'è, ecco. La più bella è Napoli. No, mi dispiace non per vantarmi, ma la più bella non è sicuramente La Napoli. più bella è Napoli. Ma no. Qual è la più bella? Dove abiti tu? Guarda, ti do una possibilità di scegliere tra tre. Novara, Sì? Vercelli e Alessandria. Anche tu mi manchi, sai. Sì, pronto, avete il servizio in camera? Ah, molto bene, allora vorrei un bricchetto con l'acqua calda, un cappuccio e un cornetto. Grazie, molto gentile. Grazie.
più belle notti trasgressive a Genova, al Sunshine, bagni Katainin, spettacolo sexy, lap dance, le più il nostro spogliarellista, Paolo DJ. Paolo, hai pestato una merda. Caro mio bambino, cosa stavi facendo? Ti tiro un orecchio, sai? T'ho visto che stava guardando la donna nuda, sai? Bullino, la tua mamma ti controlla sempre. Va buono. Ciao Paolino, ti voglio tanto bene, ma non guardare le donne nude che ti stacca la testa. Ciao Bullino. Stai guardando di nuovo la donna nuda? Alla vostra sinistra, la scuola di recitazione. Dove Noi abbiamo fatto i nostri primi passi nella recitazione e poi siamo andati a fare.